Chi festeggia il Natale con un bel regalo sotto l'albero difficilmente potrà però fare meglio dell'erario italiano, che secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre si prepara a celebrare le festività con un incasso di 28 miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso, un maggior gettito impressionante destinato peraltro ad aumentare di qualche miliardo con le scadenze fiscali di novembre e dicembre. Va anche detto che l'incremento non ha a che vedere con un aumento del carico fiscale, ma dipende da una serie di combinazioni che vanno dalla crescita dell'inflazione ad una moderata crescita economica al rinnovo di alcuni contratti di lavoro. Da sempre in Veneto e in generale nel nord-est il tema delle tasse è molto sentito, in particolar modo dal cosiddetto popolo delle partite IVA, perché con una grande vocazione all'export tantissimi piccoli imprenditori della nostra regione sono costretti a confrontarsi quotidianamente con concorrenti stranieri che invece beneficiano di un fisco meno asfissiante del nostro e di servizi pubblici migliori. Da questo punto di vista, secondo la Commissione europea, solo Danimarca, Francia e Belgio registravano nel 2021 una pressione fiscale superiore alla nostra, che comunque nel 2023 è destinata a scendere dello 0,2% rispetto all'anno scorso, attestandosi al 42,5%, mentre la media dei 27 paesi europei è al 40,6%. Noi siamo comunque fiduciosi. Nel 2024 la pressione fiscale è destinata a scendere. Grazie a ciò anche i veneti avranno qualche centinaia di euro in tasca in più e qualche problema in meno.